Buonasera a tutti, visti TV, e novella di oggi di 6 di maggio 2020 Kimbe. Bene, la 10 presenta di voi in questo bello chelo cucuzzato di nughe che però non lasciano su tre te dopo bianca scolare il sole e illuminare Zaida. Un bello quadro veramente spantoso come di apotennare il sardo. Bene, devo una teramazzi in questa posa strinta, cioè che il suo obiettivo concentrato invece che a largo, e poi andiamo a su Saravallo che ha sempre, il Saravallo de oggi non narata, sole preno, appena a mezzodì e poi comincia a calcolare e Murdinedda a Salduara a Sassese. 21 gradi temperatura massima, 9 gradi temperatura minima. Andiamo a casa, sabato a Moschelo cocolato tutto da die, però insomma chi in tretto oppure che lo completamente spalazzato, per esempio da Santeca Sasunni, che poi da essa Sesi in poi, 22 gradi temperatura massima, 11 gradi temperatura minima. Bene, andiamo al stoccamento di oggi. Ecco, devo rammentare che il 31 di maggio su poliambulatorio dei Vizi, località Tegurumuru, che su patrocinio del Comune dei Vizi e grazie alla sua collaborazione del SSL di Nugolo, l'associazione provinciale LILT di Nugolo offre ecografia di visita genologica assistita, ecografia della tiroide fino a chi ballocchi, insomma, fino a esaurimento del suo sposto. Avverta sa prenotazione, le compilano in un modulo, prenotazione, visita ai screening e bitti, presente sa sezione prenotazioni del suo sito, della pagina web www.liltnuoro.it. In caso di difficoltà delle prenotazioni online, chiamare 078 36 70 dai lunedì a Napoli, dai 19 a mezzodie. Per poter avere questo servizio è necessario il tesseramento annuale di 20 euro. Quindi chi si prenota deve scrivere che comunque deve piccare la tessera di 20 euro. La visita può essere sostenuta da chi in offerta libera, con lettura di fondo, tesseramento, donazione, contributo, entes pubblico e privato. Praticamente questo è una associazione chi ha che questo servizio, però si vinto a trasvinare poi sostenere la spesa. Bene, è stato in vista la proiezione di un bello cinema e Sariston, il ragazzo dai pantaloni rosa e che bata, abito poi un bello dibattito a Saina che l'hanno finita praticamente a Sasuni che vinti, ecco, la presentazione è stata adesso a Carla Puligheddu, mi pare di commentare bene, nuova notifica, no, vabbè, a posto, no. Devo pensare magari non funziona il suo microfono, ma so controllare come ho visto pure attento sul microfono e il funzionante. Che presentata poi da Pachito, si è fatta una bella arraionata che intanto sente e che intanto si intervento. Ecco, questo è Paco Pruso Manco, una fotografia di questa situazione che vite di zero.
dopo la proiezione sul cinema. Posamento poi chi su 20 del questo mese beste la partita è torrata tra BT Volley e Astor Volley ASD. La partita di annata è stata vinta in Oliena da essa BT Volley Potrese a Duoso. Come speriamo a Singapore no che ne si ha la possibilità di non classificare. Bene, andiamo da innanzi e fai damo polisportiva bittese, dai una mano a polisportiva, sostiene l'importante funzione soziale e donali su Kim Pro 1000 a sa polisportiva bittese. Su numero del codice fiscale este 8068
Prova, prova, prova. Prova, prova, intende come io. Torramos orta t'anno, torramos orta in umbe, come noi scodenube mazze intesu. Va bene, va bene, va bene, torramos orta. Vabbè, tornamos orta in oca, va. Allora, intanto, sabato 31 di maggio, come mi pare che sia funzionante, la pedinata, evidentemente mi sono non annegai, su poi l'ambulatorio dei vizi in località Gurumuru, queste ecografia e visita senologica, ecografia del tiroide, pro anche scusto, poter anche questa visita, tocca adesso prenotare in sa pagina www.liltnuoro.it oppure telefonarla sul numero 078 36 38 67 0 dai 19 a mezzodie dai lunedì a che Napoli, aumentate perché può poter questo servizio tocca desiderare che vinne chi euro a salire, è un tesseramento di sostegno, chiaramente Casalente è un'associazione che campata dai suoi contributo, no? Bene, e bonamente chi eri questi stato il dibattito su essa proiezione su cinema il ragazzo dai pantaloni rosa, mette interessante, su poi su bullismo e ciberbullismo, conduttore Pachito e Carla, beh, tanta gente, tanto intervento, buonaro, edite bolloso, dibattito in sa diretta dei BCTV, chi ne vale veramente la pena. Poi già se pure qualche cosa da denaro, su questo argomento lo potete aggiungere e aggiungete sul dibattito, insomma, ecco. Poi vi rammento che su vinti, abiti volle io che sta stor volle de Oliena e chi sa partita giocata su tre chi ha vinto l'abiti volley 3-2 come su vinti giocano in bici e speriamo in buono, questo è importante, la partita possa classifica insomma e quindi può decidere chi è andata in categoria superiore. Allora, a te la scorsa era bestia appello della bittese polisportiva, devi dare una mano, chi su Kimbe pro 1000, chi sia che ti sa denuncia adesso reddito, insomma. Basta di indicare in cui il codice fiscale della bittese. 8 missa, 68, 90, 919, Kimbe pro 1000, per sostenere la bittese. Altro da cosa da ammentare su concerto del Cristiano Porcheggio in Luvola, insomma che Lula, questo è Crasa, del 7 di maggio, ingresso gratis, un concerto da non perdere. Io mica lo perdo a casa impegnato in un altro evento importante. Andiamo poi a San Nossata e vediamo noi di Esei chi te batta a San 9 e mezza fiaccolata tradizionale, noi sposiamo per fare che il tempo da biennale a questa fiaccolata però ma insomma sta San 9 e mezza poi la registrare ne sia una via adesso che la Rosana non la puoi registrare sabato da che 7 a Sa 7 del 0 arrivo adesso a scadere, ecco questo non va a poter essere Occanno che appunto impegnato in questo dibattito che ben scrasa e precisamente il dibattito è scusto musica e politica con la B per ricordare Angelo Caria, dibattito sulle origini dell'indipendentismo moderno. Ecco, io sono arrivato a Zainocca, andiamo da innanzi, trattando esatto, articoli sul giornale, la rete degli artigiani di Barbagia tra innovazione e antichi saperi. Confronto alla Camera di Commercio davanti agli studenti delle superiori. Fino a spone ingulare carcuno, insomma, cioè a fare il mestiere di artigiano. Chi
prova. Ma prova come bestorrato, ma tocca devi stare chi socro puntato, poi scrivere per quale motivo quest'audio este affannare torra. Hai da mostrare delle sanità, stallo nelle ASL. La Presidente convoca un vertice di maggioranza. Direttori sanitari e amministrativi, niente nomine. Se ne parlerà il 23, e cioè l'hanno posto su basto a sa Presidente, non è nata, baita chi ha dato troppo crateala a sosturo, tocca denegare, curate. Legge sul fine vita è già polemica, però dopo di questo leggiamo l'articolo di San Nuova che è proso specificato. Intanto Derio, del suo PD, un diritto dei cittadini. Meloni, Fratelli d'Italia, sarà impugnata, cioè su senso chi, come è stato impugnato la legge della Lombardia, mi pare, del Veneto, mi pare, si stato, potete impugnare la scorsa della Sardegna. Però questo articolo lo leghiamo in Sa Nuova, che è sposi spiegato bene. Economia, accise, sconto sulla super, ma è caro diesel, nuove imposte sui carburanti, 1,100 sul verde e 1,5 per il gasolio, cioè in pratica sono invece che minimane, già accise sono aumentanne, lo Stato ha bisogno di incassare in aria. Oh, ma questo l'abbiamo già visto. Andiamo su. Legge di fine vita in consiglio, ma è già battaglia in aula. Siamo già danno questo articolo che abbiamo visto su Unione e come lo dobbiamo vedere in Sa Nuova. Il testo presentato dalla maggioranza, e quindi difendiamo il diritto alla libertà di scelta. L'opposizione narra il testo sarà impugnato dal governo, come per la Toscana. Ecco, mi più sbagliato, noi della Lombardia, ma la Toscana che ha fatto una legge su questo argomento. La Commissione Sanità del Consiglio regionale ha avviato ieri i lavori sulla proposta di legge presentata da 22 consiglieri di maggioranza, primo firmatario Roberto De Rio, che detta procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019. La settimana prossima inizieranno le audizioni di ordini professionali, associazioni e comitati di bioetica per un testo dedicato quanto complicato, delicato quanto complicato. La Regione Toscana nelle scorse settimane ha varato una legge simile immediatamente impugnata dal governo. Allora, governo di indirizzo diverso. Più tutele per le donne e fondi ai centri antiviolenza. Via libera in regione a misure e risorse dedicate al problema. Nuovi diritti nel contrasto per le dipendenti pubbliche. Nel contratto, nuovi diritti nel contratto per le dipendenti pubbliche, cioè esempio in merito a questa cosa della tutela delle donne. La Commissione Sanità, presieduta da Carla Fundoni, PD, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla delibera della Giunta regionale numero 17 del 4 aprile 2025 che ripartisce le risorse statali del Fondo Nazionale per le politiche sui diritti e le pari opportunità. E va bene. Culle sempre più vuote, primato negativo in Europa. Nel corso del 2024 registrato un calo del 9,2% dei nuovi nati, tanto est che si prevede che il sudomizza. Allora, ecco qua, tra 35 anni i sardi saranno solo 1 milione. Perdono abitanti anche i grandi centri urbani dell'isola. Olbia è l'unica che incrementa i numeri di residenti. E quindi questo è il suo destino a quanto pare dell'isola, però tenete conto che quest'isola
ma tapito fino periodo che ha solo 250.000 abitanti, poi andiamo 1.560.000, insomma, quindi sono alto e basso la stessa area di questo rinate lo stempolo, è vero che sono nate lo stempolo, ma viene a solde come sono nate lo stempolo. Bisogna essere realisti e trasformare la crisi in valore. Concordo con questo signore che narra Breschi, il demografo Breschi narra: puntiamo a migliorare la qualità della vita. Ecco, questo su chi narra Breschi. In uno scenario che vede il dato dell'isola scendere complessivamente, non deve sorprendere che a soffrire del calo demografico siano anche le aree urbane. Il fatto è che bisogna essere realisti, prendere atto della situazione e affrontare tutti i problemi che conseguono al fenomeno dello spopolamento nell'immediato e nel futuro. Marco Breschi, professore ordinario di demografia all'Università di Sassari, non ha dubbi. Non bisogna solo cercare di trovare soluzioni per invertire una tendenza che appare molto consolidata, ma si deve iniziare anche a fissare degli obiettivi per adeguare il nostro modo di vivere ad una condizione che vede i sardi essere sempre di meno. Per combattere lo spopolamento c'è poco da girarci intorno: o si fanno più figli, e i sardi sono quelli che da decenni hanno il tasso di natalità più basso in Italia, o si devono facilitare gli ingressi da altri territori della penisola e del mondo. Ma per fare questo si devono anche creare le condizioni perché l'isola sia appetibile e attrattiva per chi arriva da fuori. da fuori. Pensi che tra le altre cose in Sardegna sta avvenendo una cosa davvero molto curiosa. Gli immigrati che arrivano nell'isola sono quelli che, rispetto alle altre regioni del paese, fanno meno figli, che arrivano in Oca, neanche in Demanco. Sembra che in qualche modo si adeguino al trend della bassa natalità che trovano quando arrivano qui. Se le soluzioni sembrano quindi di difficile attuazione, secondo Marco Breschi è necessario avere una visione complessiva, più dinamica, e cercare di trovare una chiave positiva davanti ad uno scenario che appare sempre più preoccupante. E sono perfettamente d'accordo con Breschi. Spopolamento nel 2060, 1 milione di residenti. Questa è la copertina adesso Nuova Sardegna che l'ha posto in prima pagina questo problema. Andiamo come a sa politica. No, prima abbiamo un attimo che l'idrogeno verde per produrre formaggi. L'idrogeno verde è generato da generatore di energia rinnovabile, chiaramente. Non si può rinnovare idrogeno verde dai su petrolio o dai su gas. Si può fare l'idrogeno, ma non del tipo verde, e lo chiamano idrogeno grigio, lo chiamano. Però non sicuramente verde. Quindi se abbiamo l'idrogeno verde, questo è prodotto da pala eolica, il pannello solare, idroelettrico oppure geotermia, eccetera, eccetera. Lo stabilimento a Poda di Sesto sarà alimentato da combustibile green. Ecco, questa è una bella scommessa da condividere. Italia Gas, Gaxa, Edison Energia e Granarolo hanno firmato ieri un accordo per la fornitura di idrogeno verde allo stabilimento Casearia Podda, di proprietà di Granarolo a Sesto, cioè le scritte di Sardo, naturalmente stabilimento Podda come il di Granarolo. È il primo traguardo raggiunto per la Sardegna dall'impianto Power to Gas realizzato da Italgas, che entrerà in esercizio a fine estate 2025. Però chiaro che se lo girano andare su gas, non è idrogeno verde. Andiamo da innanzi, ecco qua, questo l'abbiamo già visto, e abbiamo da dare maxi farsa dei colloqui di tregua dopo Putin diserta anche Zelensky. Prima Putin ha nato che tocca deputare per un incontro diretto
e va bene, quando Zelensky è nato Kiev, ha nato chi, se non vi hanno iate, chiaramente, osate, non vi hanno somatessi, e quindi mandano figura secondaria. La guerra, il presidente ucraino è in Turchia, ma ha incontrato Erdogan e già due delegazioni sono in bene oggi a fare dare l'evento brisco. È chiaro che non ha nessun potere decisionale, da evento brisco poi sul giornale siamo a assistere a accuse sono chi non ha corruta satiro, sia che boe e non ha corruta saino, e saino non ha corruta su voi. Meloni, sosteniamo gli sforzi per la pace. Papa Leone tra la telefonata con la Premier e la nomina del primo vescovo. E va bene, e va bene. Intanto Salvini sceglie Vannacci, cioè Salvini incaposta Vannacci in posto del comando in Salega, girano Vannacci, scritto in Minezzanne di hackere un altro movimento. Lega, l'altro braccio destro del leader è Silvia Sardone. Due al braccio destro, uno Vannacci, esatto, Silvia Sardone. Ma non credo che Salvini si debba fidare metta dei Vannacci. L'uno per il satiro poi. Istanbul, vertice degli assenti. Putin manda le seconde linee. Zelensky da Erdogan ad Ankara. Trump senza di me, tutto inutile. È una guerra tabullo, questo è un ragionato viene a sesi di questo bullismo e comunque sul bullo sono simpatico. Tanto è che batti schieramento, chi si schierano, chi induno bullo o chi satiro. Putin adesso che ne collide più dei schieramenti, di simpatia, specialmente di carattere ideologico. L'Iran dica addio al nucleare, questo è naturalmente Trump che sta combattendo e poi chi l'Iran non gioca sul nucleare, noi che non abbiamo un pacco di regioni in questo dell'idare, in cui batte una banda e macro che si confonde sul potere religioso che sul potere politico, non batta sul laicismo praticamente, non esiste, la legge religiosa è pure legge civile. Bene, che in questo terminiamo sui novella di oggi e nos intendiamo torna a casa a stamattina. Prova a sentire, sì. Bene, tanno mentre vedere buonasera da BC TV dopo 30 batte al minuto e 15 secondi. Adios.